Quello del reperimento di personale per le nostre strutture, per le nostre attività, ormai è diventato una situazione ormai ricorrente che necessita di essere affrontata da un altro lato. In questo momento bisogna essere un po' più proattivi, quindi abbiamo iniziato a provare a dare risposta a una delle problematiche legate al reperimento, che è quella della disponibilità di alloggi per questo personale, che oggi spesso e volentieri non è più il vicino di casa, ma è gente che si muove, si sposta su tutta Italia e anche magari dall'estero per cercare lavoro. È chiaro che hanno bisogno di appoggi concreti per dormire nella località e vicino al posto di lavoro. Ecco perché abbiamo pensato di provare a fare un bando sostanzialmente pubblico, una chiamata pubblica per il reperimento di alloggi, di strutture ricettive, di alberghi, magari oggi che faticano a stare sul mercato, per riconvertirli in qualche modo a foresterie e quindi mettere in disposizione, in disponibilità ai soci per alloggiare i propri dipendenti, il proprio personale. Nel bando accettiamo ben volentieri anche proposte di affitto d'azienda, proprio perché l'obiettivo non è quello speculativo, ma è quello di dare risposta ai nostri colleghi e ai nostri soci. Noi non andiamo a fare gli immobiliaristi, sia chiaro, crediamo che però come sistema si debba cercare di dare la risposta a quello che è una situazione evidente. Aspettare che qualcuno la risolva per noi credo sia quanto più di inopportuno si possa fare, è il motivo per il quale abbiamo iniziato questo percorso. A noi piace sognare in grande, avere uno spazio dove dedicare alloggi, servizi dedicati, palestre, ma dove poter far vivere magari i nostri collaboratori non solo per i mesi della stagione, ma anche per più mesi, anche slegati dalla stagionalità stessa, insomma diventare una località accogliente non solo per i nostri ospiti ma anche per i nostri collaboratori. Credo che potersi vantare in futuro di essere una località che dispone di luoghi, di spazi dedicati ai nostri collaboratori, che sono la risorsa più importante che abbiamo nello svolgere la nostra attività di ospitalità, possa essere un fregio del quale la località possa vantarsi in futuro e con merito. Potersi proporre sul mercato con una prospettiva del genere sarebbe fondamentale, sarebbe anche eccezionale, mi sentirei di dire.